Terza corsa dall'Arcoveggio, un confronto per cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, sono in 10 al via, 1 Aura Club Mail, 2 Attalo, 3 ancora MP, 4 Adelin, 5 Giulianova, 6 Esminau, seconda linea, 7 Artez, 8 Arno dell'Est, 9 Americ Clemar, 10 Ava Garner Treb, favori per Adelin, numero 4 Roberto Vecchione. Macchina che accelera, partiti con ancora MP, Adelin e Giulianova alle prese. Si avvantaggia Adelin su Giulianova, ma la corda è ancora per ancora MP, mentre si accoda in terza posizione Giulianova quando passa Adelin nei confronti di ancora MP. 14,8 lo strappo iniziale per la favorita. Seconda posizione per ancora MP che precede Giulianova, quindi Attalo via via gli altri. 400 iniziali in 31. Più indietro c'è Aura Club Mail in quinta posizione, preceduta anche da Americ Clemar. All'esterno intanto muove Attalo, dopo 600 in 46 avvicina i primi. Davanti alle tribune in vantaggio Adelin, Attalo si avvicina comunque, raggiunge ancora MP e si trascina Ava Garner Treb, se ne vanno gli 800 iniziali in 1 e 1, al largo c'è anche Esminau, poi Arno dell'Est. Intanto cavalli sulla penultima curva con Adelin sempre leader nei confronti di Attalo, alla corda c'è ancora MP, chilometro in 1.16,3, più indietro Giulianova mentre cerca di venire via anche Asminau. Siamo ora a 500 dalla conclusione con Adelin in vantaggio, Attalo comunque che rimane lì a contatto al paletto dei 400 finali, il parziale in 14,3, prova a serrare sotto anche ancora MP mentre al largo si fa luce Esminau. Metà dell'ultima curva superata con Adelin in vantaggio, Attalo che scende in seconda posizione, mentre avanza anche Esminau, completamento della piegata, ingresso addirittura d'arrivo con Adelin che si isola in avanti. Adelin viene a concludere netta vincitrice, mentre la lotta per il secondo posto vede emergere a centropista Esminau che batte nel finale Attalo. 1.14,8 il ragguaglio conclusivo con un 29,5 di penultimo quarto, 29,6 a chiudere. 59,1 significa per l'ultimo giro, vittoria davvero molto agevole per Roberto Vecchione che raddoppia immediatamente, così come Holger Ehlert in salchi alla favorita Adelin. Vittoria nettissima sul traguardo, ottimo secondo posto per Esminau che pur col numero esterno a tutti corre molto bene nel giro finale e batte un Attalo che come al solito generosamente si è profuso nel suo percorso scoperto.